scelto l'edilizia in legno perché progettando e decidendo tutto prima dell'inizio dei lavori riesco ad avere ben preciso i tempi di esecuzione e i costi di costruzione. L'edilizia in legno, le strutture in legno hanno un grande vantaggio, la possibilità di prefabbricare, di decidere tutto prima, di riuscire ad avere in fase preliminare il polso della situazione in termini di tempi, in termini di costi. Oggi noi ci troviamo all'interno di una scuola, una struttura in legno che più di altre ha avuto l'esigenza di avere ben preciso il tempo di costruzione ed il relativo budget di investimento. Questo perché ci è stato fornito un margine di lavoro in termini di settimane ben preciso, proprio perché la scuola ha dei limiti di tempo ben stabiliti. Ogni cantiere viene gestito, viene seguito, viene coordinato da un nostro capocantiere, una figura specialistica, un geometra, un architetto, che si occupa proprio di unire le esigenze del cliente con le attività che devono fare le varie squadre di lavoro. Si tratta proprio di un punto di unione, di un punto di comunicazione. Ascoltare i bisogni, le esigenze, le idee di un cliente che magari non ha la conoscenza del nostro mondo e tradurle in attività, in input, in organizzazione da parte delle varie squadre. L'obiettivo finale è fare in modo che in qualsiasi momento ogni operatore possa lavorare senza pestare i piedi a quello prima o si perdano delle giornate o ci siano dei ritardi. Ovviamente una struttura come una scuola a maggior ragione ha apprezzato la possibilità di poter certificare la salubrità dell'aria all'interno di casa e quindi utilizzare una serie di materiali interni che possano permettere ai bambini che la frequentano di vivere, di imparare e di poter trascorrere un periodo della propria giornata in un ambiente sano. È un elemento estremamente importante. Questo, unito ai 50 controlli che noi realizziamo tra la fase di pre-cantiere, durante il cantiere e le verifiche finale, unito ad una garanzia decennale postuma che rilasciamo al cliente non di nostro pugno ma emessa da una compagnia assicurativa, ci permette di riuscire a mantenere la parola e le promesse che diamo in fase di contratto. L'obiettivo finale è proprio riuscire a rispettare la parola data. Ecco perché spesso possiamo andare a misurare quello che sono le attività che facciamo e i risultati che vogliamo ottenere. Misuriamo con la prova di tenuta all'aria, andiamo a misurare effettivamente quanto è sigillata la nostra casa, misuriamo la qualità dell'aria che c'è all'interno degli ambienti, misuriamo le attività e le prestazioni che hanno in termini energetiche o in termini acustiche, con tutta una serie di prove in campo e quindi con dei numeri che ci danno la possibilità di andare oggettivamente a verificare la bontà del nostro lavoro. Creopuro ha scelto un sistema costruttivo che permette di dare efficienza alla parte prefabbricata in legno, ma allo stesso tempo di poter contestualizzare la struttura in legno, che sia una casa, una scuola, un edificio, un qualsiasi cosa, in base all'ambiente dove la andiamo a realizzare. L'Italia è un paese estremamente vario ed ogni zona geografica ha dei materiali caratteristici storici. Il poter vestire la nostra struttura in legno con l'utilizzo di elementi di materiali coerenti al contesto ci permette di sfruttare il vantaggio della struttura in legno senza dover andare a decontestualizzare la struttura stessa.